Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora, buongiorno miei cari, benvenuti in nuova puntata di Made in Polesine. Ciao a tutti da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Allora, settimana trascorsa, anche questa in maniera abbastanza veloce, insomma, tutte queste settimane volano e si dice che quando il tempo vola, insomma, è perché si sta bene, insomma, non ci sono grossi problemi. Spero sia la stessa cosa anche per voi che siete dall'altra parte, insomma, che ci ascoltate. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine con Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Questa è naturalmente la Radio Diva, ma è anche Made in Polesine Web TV. Ecco qua. Quante ne abbiamo di media a nostra disposizione? Sì, Dai, andiamo subito con i titoli di oggi. Rinaturazione area Po. Poi spieghiamo cos'è questa rinaturazione, perché è un termine, insomma, più difficile, ma a me poi manca la Z anche, quindi che difficoltà di dirla. Poi i 50 anni di Don Lino, omaggio alla Serenissima, ancora il delirio dell'Oktoberfest. Ultimo, ma non ultimo, festa del riso a Porto Tolle. Questi i titoli di oggi, noi tra poco iniziamo la puntata. E allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Abbiamo letto nell'introduzione i nostri titoli e adesso partiamo con il nostro primo argomento. Rinaturazione area Po. Spieghiamo un po' cos'è questo termine. Allora, c'è un articolo che abbiamo ricavato dal Gazzettino: dal PNRR in arrivo 28 milioni di euro per il Po grande malato, interventi da Ficcarolo fino al Detta. E è un progetto di rinaturazione, come dicono loro, che io faccio veramente fatica un po' a dirlo. Ti scappa la capsula. Mi scappa la capsula. Sono 357 milioni di euro per tutta i 652 milioni del Po e del chilometro del Po, e a noi del Polesine arrivano 35 milioni. Non so male, però. Ogni tanto. E quindi... Però adesso arriva la magagna, cioè, secondo te possiamo essere perfetti? Non può andare tutto bene. Non può essere tutto. Allora, ci sono da fare dei lavori a Portotoni particolari, Volta Vaccari, l'isola della batteria 19 ettari sarà solo per questa 9 milioni di ettari. Tutto dovrà però, il progetto, avvenire tutto verrà entro il 2026, però il progetto dovrà essere presentato entro pochissimo tempo. Conoscendo i tempi biblici della nostra burocrazia e dei nostri uffici, eccetera, secondo te ce la faremo? Non so qual è la data per penso sia entro il 2022. Non volevo, l'avevo anche letto, ma non l'ho entro fine anno. Entro fine anno. Non è che ci sia poi un granché. Ecco, no, ti faccio un esempio. Ci sono 800.000 euro fermi con le 4 frecce in un ufficio in un comune del nostro Basso Polesine, perché l'impiegato che doveva fare la pratica si è ammalato prima e poi ha fatto le ferie. E bisogna far tutto a voi mettere le ferie entro novembre, 800.000 euro. Quindi adesso le facciamo un appello ai nostri burocrati: siccome arrivano 35 milioncini, non è che arrivino sempre, o sbaglio, o arrivano sempre qua? No, non arrivano mai. Quando arrivano, una volta che arrivano, sappiate che dovete fare in velocità, quindi ci appoggiamo a chi dovrà fare le varie. In particolare deve essere l'AIPO che dovrebbe fare il progetto, però mi riservo, diciamo, con beneficio di inventario. Tu pensa adesso che giro di uffici deve fare tutta questa pratica, deve essere visionata dalla commissione dall'altra parte, poi deve passare nell'altro ufficio dove deve essere timbrato ed è certificato, poi arriverà all'altro. Poi l'ultimo c'ha o la febbre o deve andare a una comunione, c'ha il battesimo da bambino e si rimanda. Vabbè.
No comment. No comment, speriamo. Però comunque dai, speriamo innanzitutto che riescano a beccarli questi soldini qua. In teoria sono già pronti, quindi Sì, basta solamente presentare fare dei progetti fatti bene, come si deve. Comunque in ogni caso per la rinaturazione dell'area del Po, quindi sono degli interventi per ecologicamente preparare il nostro territorio per la riforestazione, primo per gli animali che alloggeranno. In ogni caso quando ci sono soldini va bene per tutti, certo, e quando ci sono è meglio spenderli e spenderli nel migliore dei e modi. portarli a casa sicuramente. Quindi meditate, gente, meditate, e gli uffici che hanno magari qualche di disturbo, qualche febbre eccetera, fate la febbre dopo che avete finito. Sì, poi calcola che ci sono anche le festività natalizie, e quindi il mese di dicembre non è un mese pieno lavorativo. Mentre agosto è un mese che si lavora molto. Sì, dai. Vabbè, dai. Allora, ci sentiamo. C'è una piccola nota polemica. Un'altra? No, questa qua c'è una nota più piccola. Vabbè. Sì. Vai. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo così ritornati su Radio Diva e su Made in Polesine Web TV. Made in Polesine appunto tutte le settimane tra le 10 e le 11, no, tra le 11 e mezzogiorno il sabato la diretta, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso un altro titolo, i 50 anni di Don Lino, che salutiamo. Allora, Don Lino, che è un prete importante, del parroco di Rosolina, soprattutto è un bel personaggio. È un personaggio è una persona squisita, veramente. Che ha festeggiato 50 anni di sacerdozio, non di vita, se li porta molto bene, però è un po' più anziano di 50 anni. E che dire? Innanzitutto, facendo un po' la storia di Don Lino, è stato anche missionario. Si sono viste quando ha fatto una presentazione con il vescovo di Chioggia, le fotografie di quando era molto giovane, eccetera. E tra l'altro avrebbe desiderio di ritornare in Paraguay, dove ha fatto la prima missione, perché avrebbe voglia di rimettersi in gioco e di dare una mano anche ancora a quei posti lì. È stato veramente interessante questo incontro, è stato un incontro prima della celebrazione, che è stata il giorno 21, mentre l'incontro con il vescovo è stato il giorno 20, dove il vescovo ha parlato, naturalmente celebrando Don Lino, ma soprattutto ha parlato di chi è il prete oggi, e mi ha fatto veramente da pensare quanto ha detto il vescovo. Dopo il concilio ecumenico II ha detto il ruolo del prete è molto cambiato. Se prima c'era una situazione piramidale, quindi c'era Gesù o Dio, il Papa, i vescovi, i preti, i diaconi e dopo tutti noi, adesso ha detto, e questo ci fa molto riflettere, c'è Gesù in centro e in cerchio tutti gli altri che devono collaborare insieme, quindi c'è la stessa come si dice, importanza che ha il Papa, che ha i vescovi e anche noi comunità. Quindi la parte più importante in questo momento, sempre dicendo dalle parole del vescovo, almeno per quanto ho capito io, non è più il prete che è il pastore che comanda il gregge eccetera, ma è la comunità. E il prete non è più neanche il pastore, perché il pastore è Gesù e il prete è il cane da guardia. Adesso non so se tutti i preti sono contenti di questo, però è stato bello, come io che sono quasi ateo mi è fatto piacere ascoltarlo, e complimenti naturalmente al vescovo Giampaolo Dianin, il vescovo di Chioggia, e complimenti a Don Lino che ha 74 anni, c'è ancora voglia di rimettersi in gioco, è ancora giovane, ha detto, chiedendogli io perché ha ancora voglia di mettersi in gioco, perché questa forza me la dà Dio. Vabbè, se potessi io essere così credente come lui mi piacerebbe. Ti piacerebbe? Ci sono un po' meno però. Ma è solo questione di volontà, sai. No, io sono un po' ateo. Nessuno poi te lo vieta. Vabbè, è una scelta. Però, vabbè. Dai, allora, bravo Don Lino. Salutiamo Don Lino, che io conosco anche personalmente. Bel personaggio, bel personaggio. Bravissima persona. Troppo forte. Vabbè. Ci sentiamo tra poco. Siamo pronti per continuare la puntatona di oggi di Made in Polesine. Altro titolo, omaggio alla Serenissima. Allora, sabato scorso, domenica, scusa, c'è stata la celebrazione a Portovino di omaggio alla Serenissima con i figuranti. Cos'è questo omaggio? Il 16 settembre mi sembra del
e 604 c'è stato il taglio di Portoviro, quindi si festeggia quest'anno 418 anni di questa famosa opera faraonica idraulica che ha cambiato veramente la morfologia del nostro territorio. Portoviro l'ha celebrata, ma l'ha celebrata anche Taglio di Po, ma l'ha celebrata anche Ariano. E qua torniamo arriviamo alla solita polemica. Abbiamo fatto anche la scorsa settimana, abbiamo messo in evidenza questa cosa. Perché non facciamo una cosa unica tutti quanti? Esatto. Esatto, sì. No, Tra l'altro, invece ognuno deve fare la sua. Abbiamo sentito anche l'assessore al Portoviro, che è la SA Tessarin, e ci diceva nel 2023 faremo una cosa straordinaria, ancora più grande, ben venga in questa città. Però ho chiesto, ma Taglio di Po che ha anche loro, io tra l'altro a Taglio di Po ho fatto il buon compleanno Delta, quindi è una cosa molto simile, mi sembra uno spreco sempre di energie, come parleremo poi per la festa del riso, se non c'è un po' di sinergia tra i nostri comuni, specialmente su queste cose, il Taglio di Portoviro ha fondamentalmente formato tutto il nostro territorio, quindi vengono coinvolti sicuramente Portotolle, Taglio di Po e Portoviro in primis, ma anche Ariano che c'era già però si è ampliato, anche Rosolina c'era già ma si è ampliata, quindi secondo me dovrebbe essere un pochino più trasversale questa ricorrenza. E invece no. Quindi noi la buttiamo lì. Secondo me, se ci fosse una partecipazione da parte di tutti i comuni, c'è da dire, a onore del merito, io parlavo con il sindaco di Taglio di Po, Laila Manangoni, abbiamo fatto, diceva la sindaca, il buon compleanno Delta, abbiamo invitato tutti i comuni e in solo 2 si sono presentati. Quindi c'è da dire che è vero, bisognerebbe fare squadra, però ci vorrebbe anche la volontà di fare squadra. Sì. E molto spesso non c'è. Dice ognuno pensa al suo orticello. Esatto, sì. Però sai, pensa il tuo orticello, le energie sono quelli, i soldini sono quelli, quindi fai sempre una cosa da orticello. Esatto. Se vuoi fare invece un bel parco Gardaland, devi pensare un po' più in grande. Ti fai 4-5 festiccioli nel tuo piccolo, invece di farne una gigantesca di cui tutti ne parlano. Esatto, invece no. Dopo parleremo anche dell'Oktoberfest. Questa cosa non succederà mai con noi perché non lo so. Ma c'è questa sensazione di campanilismo, ecco. C'è questa cosa che ognuno non può andare oltre al suo territorio, perché di là non si può, di qua neanche, e tutti vogliono fare tutto all'interno delle proprie mura, e questo secondo me e anche secondo te penso io penso anche è sbagliatissimo. L'ultimo pensiero, penso anche che in un futuro prossimo, ma non proprio lontanissimo, ci sarà l'obbligo e la necessità di fare unici comuni, quindi probabilmente ci saranno delle macro aree e quindi il campanile nel giro di pochi anni poi si perde. Vedremo un po'. Dai, lo scopriremo solo vivendo, come diceva Lucio Battisti. Ci sentiamo tra pochissimo. Siamo sempre noi, io Davide Stefanelli, lui invece Leandro Maggi. Questa è Made in Polesine, e adesso un argomento che abbiamo vissuto in prima persona. Questo delirio dell'Oktoberfest, questa manifestazione enorme, grandissima, che si svolge appunto a Monaco di Baviera. Ecco, io e Davide abbiamo partecipato, siamo andati all'inaugurazione, ci ha fatto veramente molto piacere, è stata una gita più di divertimento con amici. Certamente sì. Ed è stata una cosa interessante, però anche qua dobbiamo fare un pochino di riflessioni per quanto riguarda queste feste, siccome poi dopo noi celebriamo sempre le feste all'estero, diciamo sempre guarda quanto più bravi di noi sono. Effettivamente organizzare una cosa tipo l'Oktoberfest, faccio solo un esempio, si parla di un indotto di 1.250 milioni di euro di giro d'affari, che è una cosa veramente... Non è una cosa da poco. È solo 3 settimane. La cosa che mi ha fatto più pensare, a parte i milioni di litri di birra che la gente beve di birra, che quando bevi la birra poi devi buttarla anche fuori, a parte centinaia di toilette, c'era anche 1 chilometro di corridoi dove si faceva la pipì tutti insieme fuori. 1 chilometro, quindi diciamo una grondaia, per dire la dimensione. Però facendo appunto una riflessione arrivo a dire questo, perché nei capannoni che ci siamo stati, che tengono più o meno 10.000 persone, che poi sicuramente ce ne sono altrettanti in piedi, cioè 10.000 sedute, certo.
io ho visto poche vie di fuga. Cioè, una cosa così in Italia non te lo permetterebbero di fare. Assolutamente no. Sicuramente. Quindi questo, siamo meglio noi o sono meglio loro? Non lo so, però dopo, siccome ogni volta critichiamo il nostro paese e effettivamente quando succede qualcosa ci accorgiamo che hanno ragione a fare delle restrizioni. Per esempio, quando successe la tragedia per la finale di Champions League a Torino. A Torino, sì. Quindi forse le nostre restrizioni, che dopo naturalmente critichiamo, sono cosa giusta e doverosa, però all'estero, in particolar modo, visto che ci siamo stati in Germania, che secondo noi è l'esempio della perfezione, del pragmatismo, eccetera, non ho visto tutte quelle cure, quelle necessarie soluzioni per evitare certe tragedie. Se in un capannone di questi qualcuno si metteva magari a spruzzare il peperoncino, come è già successo in Italia, oppure buttava un petardo, esatto, lì succedeva il Succedeva il panico disastro. e gente che si calpestava, poi uno sopra l'altro per scappare. Quindi per capire che non siamo l'ultima ruota del carro bisogna girare, quindi questo qua è un appello. Più giriamo, più capiamo che non siamo gli ultimi e forse certe volte abbiamo un occhio in più degli altri. Ecco, questo sì, È vero. al di là poi di tutta l'organizzazione, Al di là della festa, vabbè, molto bella, molto sentita anche Da tutti, da tedeschi, dai spagnoli, tedeschi, sì, italiani, perché americani. c'era un po' di tutto, C'era insomma, di c'era tutto. un miscuglio di etnie veramente enorme. Comunque dai, è andata così. Ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Siamo pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di Made in Polesine di questa settimana. Torniamo nei nostri paraggi, esattamente a Porto Tolle, con la festa del riso. Allora, 4 giorni belli, fatti bene, organizzati. Ogni anno Porto Tolle ripropone la festa del riso. Ogni anno lo fa in una corte diversa. L'anno scorso era a Scardovari, quest'anno a Cavenier, nella corte della famiglia Visentini, anziché il sindaco giustamente ha ringraziato. Un bel capannone. Io sono stato alla prima serata, la chiamano serata di gala, che tra l'altro era fatta da tutti i ristoratori del posto con l'aiuto dei giovani dell'Istituto Cipriani. Bellissimo. Tra l'altro c'erano anche i sommelier del gruppo Veneto di sommelier, Certo. Organizzata bene, elegante, con tutto quello che vuoi. Allora, giustamente si celebra il riso, che è uno dei prodotti nostri eccezionali, di eccellenza, perché le qualità organolettiche del nostro riso è particolare, essendo in un terreno salmastro, quindi c'è una componente di sale che altri risi non hanno, ed è un riso veramente tra i migliori in assoluto del mondo, non detto da me, ma detto da esperti della cucina. Però, secondo me sempre, e ritorniamo come il discorso abbiamo fatto per il palio o per l'omaggio alla Serenissima, per il taglio di Portoviro, dovrebbe essere transcomunale, perché il riso è vero che c'è a Porto Tolle, ma c'è anche nel comune Taglio di Po, c'è anche nel comune di Ariano, c'è anche nel comune di Portoviro, e quindi se dovesse essere transcomunale si potrebbe fare una festa straordinaria che potrebbe diventare a caratura nazionale, perlomeno tipo quella dell'Isola della Scala che c'è a Verona. Certo, però qua torniamo sempre al discorso ritorniamo di prima, sempre che purtroppo ognuno si Esatto. fa la propria festicciola all'interno delle proprie mura e così ne escono 4, 5, 6 Esatto. festicciole un po' tutte divagate. Ecco. È un peccato perché, come ripeto, il nostro riso è una delle eccellenze che abbiamo, insieme alle vongole, adesso anche alle ostriche, eccetera, e le cozze. E potrebbe diventare una festa veramente importante, come ti ripeto, come quella di Verona, ma o come l'Oktoberfest, se uno mirasse un pochino in alto. Tra l'altro ci sarebbe, secondo me, la location giusta, che sarebbe il museo di Cavendramin. Tra l'altro avevamo fatto un esperimento che era stata un'idea dell'ex direttore Ingegner Tosini, è stato purtroppo anche un flop perché ha anche trovato brutto tempo oltretutto, Sì. però ecco, è un peccato che non ci sia una collaborazione con gli altri comuni, ma chi sono io per suggerire questo? Vabbè, questa è una cosa che abbiamo già evidenziato in altre occasioni, continuiamo a farlo perché magari se qualcuno degli addetti ai lavori, chiamiamoli così, ci ascolta e mette in pratica
questa cosa, insomma, non sarebbe sicuramente Secondo male, me anzi verrebbe secondo me fuori. ci sarebbero dei vantaggi enormi, Sicuramente, vabbè, ma lo scopriremo anche questo. solo vivendo. Vabbè. Tra poco allora per i saluti finali. Siamo così giunti al termine del nostro appuntamento di oggi. Made in Polesine torna la prossima settimana come sempre su Radio Viva e anche su Made in Polesine Web TV. Un ringraziamento a tutti coloro che ci ascoltano costantemente tutte le settimane, e noi sempre lo vediamo dai numeri, insomma, perché è una cosa che ci sono e sono inconfutabili. Un saluto al maestro Fiorigi che ci ascolta dalla sua Ci ascolta sempre il nostro com'è che lo chiamiamo noi? Il gran maestro. Il gran maestro. Maestro tutti noi. Maestro? Chapeau. Con le mani in alto. Con le mani in alto. E poi ricordiamo che domani si va a votare. E se ci ascoltate in replica andate a votare oggi. Andate oggi, sì. Vabbè, fate i bravi, Fate i bravi, votate e dopo in ogni caso sappiate che chiunque votiate lunedì si va a lavorare. Ecco, quindi non cambia molto. Non cambia moltissimo, Fine, per noi miseri mortali non cambia molto. Dai, ci sentiamo allora la prossima settimana, come sempre un ringraziamento, e adesso da parte mia Davide Stefanelli E Leandro Maggi. l'augurio di un buon fine settimana e il nostro countdown 3, 2, 1, Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.